che si vuole ipocritamente demandare la lotta alle mafie soltanto alla magistratura e alle forze dell'ordine. Magistratura e forze dell'ordine sono un punto importantissimo nella lotta alle mafie, ma essendo dei poteri repressivi, ma la forze dell'ordine e magistratura, diceva Giovanni Falcone, sono come i cornuti, sono sempre gli ultimi a sapere le cose, insomma, possono intervenire soltanto quando i reati sono in corso di svolgimento o quando si sono addirittura già conclusi e quindi non possono fare prevenzione. Però ipocritamente questa nostra società pensa di poter demandare tutta la magistratura alle forze dell'ordine e questo appunto non è possibile, innanzitutto perché sono degli organi repressivi e non produttivi. E poi perché, un'altra cosa, le mafie sono appunto così radicate perché il cancro reale della nostra società sono i rapporti che le mafie riescono ad avere con la cosiddetta borghesia mafiosa, i colletti bianchi. E i rapporti che i colletti bianchi hanno con la mafia non sempre sono rapporti penalmente rilevanti, e Sparta Nessuno ce l'ha insegnato. Molte persone sono state prosciolte perché c'erano cose penalmente irrilevanti, però c'è Montorio che era proprio lì che si trovava la chiave, era proprio lì che insomma che bisognava cercare per capire come mai le mafie fossero così forti in certi territori, ma la questione è sempre scientificamente presa dalla nostra classe politica.